Serie B-Win, tutti i colori della passione. Nel 1951-52 il campo della Juve Stabia era il Vomero di Napoli. Nel 2011-2012 la Serie B-Win approda per la prima volta nella storia a Castellammare e allo stadio Romeo Menti è grande festa. In uno dei due posticipi della seconda giornata le Vespe ricevono il Verona, altra neopromossa che come Campania ha iniziato la stagione con una sconfitta al Bentegodi con il Pescara di Zeman. I ragazzi di Mister Braglia sono invece reduci dallo stop di Empoli e hanno anche un -1 in classifica da recuperare. Si parte agli ordini dell'arbitro Massa di Imperia sul sintetico del Menti. Verona subito in avanti, c'è questo angolo di Galli, respinta corta della difesa della Juve Stabia, destro del greco Taxidis, messo in angolo da Colombi, prova a partire forte la squadra di Mandorlini, la risposta della Juve Stabia da Mbakogu a Mezzavilla, il suo destraccio è però largo e debole, avrebbe potuto fare meglio il brasiliano, capitano della Juve Stabia. Settimo minuto, azione in verticale che parte da Scaglia, poi molto bene Ferrari, apre a sinistra per Alfredson, il cross dell'islandese, la deviazione corta di Scognamiglio che è un assist involontario ma preciso per Nicola Ferrari che porta in vantaggio il Verona dopo 7 minuti. Rivediamo, Ferrari apre per Alfredson, cross forse sbagliato dall'islandese ma aggiustato da Scognamiglio che mette una palla comoda che Ferrari non fallisce, insiste il Verona. Galli sinistro alto, Nicolo Galli schierato trequartista alle spalle di Gomez e di Ferrari. Dentro Zaza, attaccante al posto di Scozzarella, centrocampista per far sentire meno soli in avanti Mezzavilla e Mbakogu. Cross di Cuonzo, anticipato proprio Mbakogu, arriva Biraghi, sinistro del giovane di scuola Inter, a lato veramente di pochissimo. 34esimo minuto, Zaza insegue Taxidis, l'errore del greco, l'ex sampdoriano, apre per Mbakogu che vince un rimpallo con Maietta. Attenzione il nigeriano in area, palo gol! Il pareggio della Juve Stabia, esplode di gioia il Romeo Menti per Jerry Uche Mbakogu, c'è la gioia di segnare il primo gol nella storia della Juve Stabia a Castellammare in Serie B-Win. 19 anni a ottobre, scuola a Padova, non sta facendo rimpiangere Danilevicius, impegnato con la nazionale lituana. 38esimo, attenzione Alfredson, una deviazione, ancora palo gol, questa volta alle spalle di Colombi. Il Verona torna immediatamente in vantaggio, il destro dell'islandese, la deviazione di Cazzola che lascia di sale il proprio portiere. Inizia la ripresa, dentro Savio al posto di Donucci, cambio anche per Mandorlini, fuori l'infortunato Galli, dentro Esposito. Massa dà il via alla ripresa, dopo 4 minuti c'è questo cross insidioso di Biraghi, non ci arriva nessuno, era in agguato il neoentrato Savio. La risposta al 13esimo del Verona con questa palla difesa da Juanito Gomez, dentro per Esposito, sul primo palo la risposta di Colombi, un'altra punta Tarantino, dentro per Braglia, siamo al 37esimo, fallisce Zaza un rimpallo davanti a Rafael. 41esimo della ripresa da Alessandro, appena entrato Ferrari apre per Alfredson, sinistro comodo ma mandato sui piedi di Colombi, tempo di recupero e la rovesciata di Zaza debole, blocca Rafael, finisce qui Juve Stabia 1 Verona 2.